quando l'Italia aveva le fabbriche. Una mostra con una selezione digitalizzata degli scatti d'epoca che Vincenzo Ragozzini, pioniere della fotografia industriale, dedicò agli stabilimenti SNIA in Italia e insieme un percorso dedicato a Filippo Tommaso Marinetti a Torre Viscosa. Foto e documenti da poco ritrovati nella biblioteca dello Yale University per illustrare i rapporti che il poeta futurista ebbe negli anni 30 con il presidente di SNIA Viscosa, Franco Marinotti, che a lui commissionò un poema che celebrasse la fondazione della cittadina. 2 appuntamenti a Tor Viscosa sullo sfondo di un evento che dopo 10 anni ha offerto per 2 giornate visite guidate agli storici edifici industriali dell'impianto cellulosa datati 1938 e 1940. Archeologia industriale e insieme un enorme patrimonio documentario composto da fonti d'archivio, aziendali e comunali, progetti, mappe, plastici degli stabilimenti SNIA e dalla eccezionale collezione di circa 10.000 lastre fotografiche, sempre di Ragozzini, che donate di recente da Caffaro al Comune saranno presto interamente digitalizzate grazie a un intervento della Fondazione Bracco. Un viaggio nella storia dell'impresa italiana del Novecento, dall'autarchia degli anni 30 allo sviluppo del manifatturiero degli anni 50 e 60, alla crisi del settore chimico e ai problemi dell'inquinamento industriale degli ultimi decenni. All'appuntamento anche la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, insieme al ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Presidente Serracchiani, l'incontro di oggi sul polo industriale di Tor Viscosa con il ministro Galletti ha dischiuso delle prospettive confortanti. Un incontro, devo dire, estremamente importante che c'è stato a margine dell'inaugurazione di una mostra altrettanto importante per il territorio. Parliamo di archeologia industriale e della volontà anche di mantenere vivo il ricordo attraverso la digitalizzazione dell'archivio dell'ex NIA. Per quanto riguarda invece l'incontro con il ministro Galletti, è stato importante perché noi abbiamo l'intenzione proprio lì di poter costituire un polo chimico e quindi un insediamento industriale importante, però accompagnato da risanamento ambientale. Sappiamo che quell'area è enorme, è un'area che ha bisogno di bonifiche, vi sono anche delle procedure di infrazione europea in corso e quindi con la massima attenzione ma anche con la grande determinazione vorremmo portare a casa il risultato, come è accaduto già in altri siti della regione, di poter mettere insieme l'industria e l'ambiente.